Alle urne a metà ottobre. La comunicazione con la data ufficiale ancora non c'è, bisognerà aspettare i passaggi burocratici, i pareri e i 90 giorni per il deposito della meritevolezza. Ma gli autonomisti sono sicuri, si voterà in autunno, probabilmente in ottobre, nello stesso giorno del referendum sull'autonomia del Veneto. Fumata bianca nelle scorse ore in Consiglio regionale per il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre. Il presidente della Commissione Affari Istituzionali Marino Finozzi ha convocato i sostenitori del progetto. Ora si procede spediti verso il voto. Due veneziani rapinano il cellulare a una giovane cinese in via Piave, ma finiscono individuati e denunciati dagli agenti della Polfer, anche questa volta messi sulle tracce dei responsabili del reato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona stazione. Alle 16 di mercoledì ai giardinetti di via Piave una cittadina cinese stava parlando al cellulare quando se lo è visto improvvisamente strappare di mano da una coppia di giovani, una ragazza e il suo compagno. I due, con precedenti specifici, sono stati denunciati. Primo giorno per i tornelli che regolamenteranno gli ingressi alla Biblioteca Centrale Vez. A partire da giovedì mattina l'ingresso alla Biblioteca di Mestre sarà consentito solo con la tessera di Rete Biblioteche Venezia o con quella del polo regionale munite di foto. Ad inaugurare i nuovi varchi contro gli intrusi ci ha pensato l'assessora alla coesione sociale Simone Venturini. A disposizione degli utenti per chiarire eventuali dubbi sulle nuove modalità di accesso ci sarà almeno nella fase iniziale uno steward.